Amici bellini, buon martedì a tutti. Questo è un video dove dobbiamo chiarire un pochino di rumori che non capisco sinceramente di mercato, perché ci sono tantissimi nomi che si sono stati vabbè, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, benvenuto Satwika Alam o Alam. Beh, sono nomi che non vedi, come i rumori che non si capiscono. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Se siete nuovissimi iscrivetevi al canale, stiamo raggiungendo i 10.000. È un traguardo incredibile per me e per tutti noi, perché fate parte di questo traguardo, ovviamente voi come community, come amici bellini. E prima di cominciare a parlare di questi rumors, perché si parla di Marcao, si parla di UNAS, si parla di Manolas, si parla di una serie di cose, io ho voluto aspettare, e lo facciamo, questo video esce adesso perché ho voluto prima ascoltare la trasmissione di Paolo Del Genio in radio, perché ogni volta che io ascolto Paolo Del Genio, anche quando fa filo diretto con i suoi ascoltatori che sono di alto livello, perché poi chi fa una trasmissione si porta dietro anche un pubblico di alto livello, io imparo sempre delle cose. E purtroppo in questi giorni tiene banco la notizia del fatto che Paolo Del Genio non è al commento tecnico con Carmine Martino nella telecronaca, insomma, in radio, e dispiace, ha dispiaciuto a molti, a troppi, a tantissimi, tant'è vero che questa è più una notizia rispetto ai rumors di mercato che molto spesso non trovano riscontri. E io non voglio fare una petizione, ecco, perché noi sappiamo, abbiamo fatto la petizione l'anno scorso, ci hanno ascoltato, ci hanno visto, un semino l'abbiamo piantato e qualcosa si è mosso, perché comunque è arrivato il team manager Santoro, qualcosa a livello di struttura si è fatta. In questo caso io non posso fare una petizione perché non saprei a chi rivolgerla, perché non sappiamo se la scelta di non confermare Del Genio in telecronaca viene dalla radio, non sappiamo se viene per esempio dal Napoli, non sappiamo se chi deve andare a fare il giornalista deve essere accreditato dal Napoli, non sappiamo se il Napoli può accettare o rifiutare la presenza di alcuni giornalisti. Io sono dinamiche che veramente non conosco, io sono un umile tifoso e youtuber, ho a che fare con gli addetti ai lavori, ma devo assolutamente rispettare anche quella che è la privacy degli addetti ai lavori. Ci sono domande che io non posso fare e quindi non perché non voglio mettere in difficoltà. Quindi chiedo a voi, per l'affetto che provo per Paolo, e sono sicuro che il 99% di voi apprezza il lavoro di Paolo Del Genio da giornalista onesto, tifoso, che vuole bene al Napoli, che quando esprime una perplessità lo fa per il bene del Napoli e non per un suo tornaconto personale. I like che ci saranno su questo video li giro tutti a Paolo Del Genio per esprimergli la solidarietà sotto questo punto di vista, perché comunque sia, al di là delle responsabilità, noi perdiamo un momento serio di analisi tattica e di analisi calcistica, perché molto spesso le analisi sono banali, non sono approfondite. Noi sappiamo che invece Paolo, quando dice una cosa, lo dice con cognizione di causa, e io ho imparato tantissimo da Paolo. Quindi ogni like che metterete a questo video io lo giro a Paolo, e quindi facciamo vedere a Paolo quanto anche la community del Caffè Napoli 1926 ci tiene alla sua presenza il più possibile per quanto riguarda le cose del Napoli. E poi, se qualcuno sta lurcando, se qualcuno sta guardando questo video, magari si può fare due domande. Guardate quanto si perde a perdersi Paolo Del Genio per strada. Di conseguenza, tra un po' tenete d'occhio anche Telea, perché probabilmente riuscirò ad intervenire all'inizio trasmissione per parlare con Paolo del Napoli e di questi rumors di mercato che si susseguono in questa giornata di martedì, perché comunque è sempre martedì, lo sapete. E tiene banco la notizia numero 1 è che UNAS probabilmente verso il prestito per il Marsiglia, prestito con diritto, insomma i dettagli sono sempre da indovinare, però se si parla di prestito vuol dire che tu stai cedendo un giocatore che è pronto oggi e che ti può tornare utile, perché sappiamo che Osimhen ci viene per esempio a mancare per 2 giornate, dobbiamo fare di necessità virtù, non abbiamo Mertens, dobbiamo fare subito di necessità virtù
adattando un Lozano oppure usando Petagna subito dal primo minuto e quindi hai una risorsa in meno nel secondo tempo, un ass poteva benissimo essere una risorsa, poteva giocare da falso 9, potevi mettere Lozano prima punta e quindi non hai il sostituto di Politano e poteva essere un ass. Quindi questo discorso non lo capisco, anche perché non vai a monetizzare. Se potevi andare a monetizzare e spenderli subito va bene, magari tu facevi il sacrificio un ass però rimpiazzavi con un centrocampista. Il nome del centrocampista in questo momento non è più top sui giornali, perché il discorso Amrabat pare che l'Atalanta ci stia scavalcando nelle gerarchie di preferenza del giocatore. Allora, se il giocatore ci ha rifiutato l'anno scorso per la Fiorentina, se ci rifiuta anche questa, sempre che il Napoli ci stia provando, perché può essere pure che al Napoli non interessa, se poi sceglie l'Atalanta, che in questi minuti si sta muovendo moltissimo, sto sentendo anche Zappacosta, insomma stanno facendo mercato negli ultimi giorni pesantemente, se poi Amrabat sceglie l'Atalanta, noi il Torreira la Fiorentina e Pjanic non si sa ancora perché Pjanic ha telefonato, allora noi restiamo comunque scoperti in quel ruolo e non capisco la cessione di un ass. Contemporaneamente sta insistendo la voce, il rumore di mercato su Manolas, che starebbe pensando al Torino, all'offerta del Torino. Non capirei, perché se Manolas fa un discorso di fine carriera e torna in Grecia, nella sua patria, allora uno dice vabbè, è una scelta di vita, si può anche abbassare l'ingaggio per tornare nella sua nazione, nel suo paese, e vabbè. Ma se Manolas rinuncia a stare nel Napoli per andare nel Torino, che è una squadra che si deve salvare fondamentalmente, che ingaggio vai a prendere al Torino? Cioè tu rinunci ai soldi che ti dà il Napoli per prendere un ingaggio più basso al Torino che non lotta per nulla, quindi non lo capirei. Contemporaneamente, se esce questa voce su Marcao, che poi andate a leggere tra le righe, Marcao praticamente tutti gli articoli riportano questo litigio all'interno della propria squadra, ha preso a pugni, a testate un suo compagno di squadra. Noi prendendocela con Osimhen perché ha sbracciato e non si doveva permettere di sbracciare, di perdere la calma dopo 20 minuti, così ci andiamo a prendere a uno che prende a pugni i propri compagni di squadra. Ma non credo proprio. Lasciamo perdere che la personalità serve in questa squadra, perché stiamo affrontando questo campionato con una serie di scommesse, no? Che ovviamente, essendo scommesse, una la puoi vincere, due le puoi vincere, poi ti serve gente che ha calcato i campi, ti serve gente che sa nei momenti di difficoltà, nelle partite che contano, cosa fare, come mettersi, eccetera eccetera. Diventa un po' complicato, quindi andrebbe anche bene un personaggio un po' più cattivo che però sta dalla tua parte, cioè che se si deve prendere una questione se la deve prendere con gli avversari e non con noi stessi, quindi una testa calda all'interno di questo spogliatoio veramente non saprei. Quindi spero che questi rumori che stanno uscendo in questo momento sono effettivamente non congrui e non valutabili e non plausibili, perché non capirei la scelta del Napoli, quando manca un centrocampista, di concentrarsi su un difensore poi con queste caratteristiche. Vuol dire che è plausibile che Manolas sta andando via, ma non può essere una scelta logica di Manolas questa qua. Sembra quasi, Manolas è uno di quelli che ha un ingaggio pesante, magari c'è sta questo rapporto, questa discussione all'interno con Raiola, e quindi ci stiamo muovendo per toglierci da dosso questo altro ingaggio pesante. Però qua andiamo in grossa difficoltà, perché una cosa è affrontare il campionato con Koulibaly, Manolas, che se stanno in forma tutti e due sono invalicabili. Poi Manolas lo sappiamo che ha dei problemucci fisici, ogni tanto ci viene meno, lo sostituisci con Rachmani e tieni questo Juan Jesus da utilizzare nei momenti di difficoltà serie. Ricordiamoci, al di là delle difficoltà, ricordiamoci la Coppa d'Africa e ricordiamoci quando già non sapremo che non avremo i giocatori. Però se tu togli Manolas e punti su un'altra scommessa che va valutata, e il centrocampista non lo sentiamo, Basic si pare che la Lazio se lo sta pigliando, insomma tutte le squadre alla fine si sono mosse in un certo modo, e il Napoli non ho capito che cosa sta facendo in questi ultimi giorni. Se riusciamo a piazzare queste ultime cessioni, e non so se Gaetano rientrerà in questi discorsi, perché quanti soldi stiamo racimolando e quanto tempo abbiamo per fare le operazioni in entrata, queste sono le
le perplessità che io ho, che voi avete e che anche Paolo sta esponendo in maniera proprio onesta, cioè senza nemmeno gridare con nomi verso insomma i dirigenti che noi non siamo così, noi non facciamo insulti eccetera eccetera, esprimiamo delle perplessità, siamo pronti, stiamo affrontando una stagione nella maniera giusta, riusciremo a vincere tutte queste scommesse, sarà capace Spalletti di vincere tutte le scommesse lui da solo, a cambiare la mentalità di questi giocatori e quindi non avere nuove problematiche dove magari c'è la difficoltà e non riesci ad andare avanti, perché a questo punto sappiamo, bisogna mentalizzare Osimhen che non deve fare più questi errori di ingenuità, bisogna avere la continuità del capitano che sappiamo pende col contratto, speriamo bene che tutto vada bene a centrocampo, che magari Fabian recupera una sveltezza eccetera eccetera e quindi lo recuperiamo, altrimenti andiamo in difficoltà. In difesa c'è delle certezze, ma abbiamo sempre quest'incognita Gulam che si sta allenando, che sta tornando e speriamo bene, e quindi ragazzi queste sono le scommesse da vincere, speriamo che ce la facciamo, altrimenti tutto sarà a vedere anche quando, come abbiamo subito il mercato, perché stiamo subendo il mercato degli altri, dobbiamo sperare che gli avversari, le altre squadre stecchino e quindi approfittare anche degli errorucci che staranno facendo le altre squadre, perché un po' tutte le squadre le faranno errori, non possiamo immaginare che l'Inter, Milan, l'Atalanta che ha vinto con un po' di mazzo, la Juventus che ha steccato la prima, quindi immaginiamo che adesso siano tutti mentalizzati per non fare più questi errori, la Roma e la Lazio, e quindi là si giocheranno le nostre chance per poter rientrare in questo quarto posto che è fondamentale per il futuro del Napoli, perché va bene non stare in Champions League, però se non andare in Champions League per 2 anni ci porta a un immobilismo tale da non poter completare la rosa, un po' di paura, avevate paura, un po' di paura io ce l'ho. Da New York, Valerio Fluido è tutto, seguiteci, inseguiamoci su Instagram e nelle varie trasmissioni, chi è iscritto al canale Telegram lo saprà, siete tranquilli, io un pochino di perplessità ce l'ho, questo Marcao, ma chi è questo Marcao? Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. mi ricordo come mi chiamo,